Tu gli avevi chiesto il cambio? E lui non me lo aveva dato. Ah, non te l'aveva dato il cambio? Mi sono un po' incazzato con Ma scusa, tu non l'hai aiutato lo stesso? Ah? Non l'hai aiutato tu? Si vede nella foto che tu gli dai una mano così. Sì, 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 poi dopo sì. Lui mi ha dato la pacca. Curo, guarda vicino a Lui mi ha dato la pacca. Ma lei vedrai il video su YouTube quando. No, lui mi ha dato una pacca? Una pacca sulla schiena. Stai pericoloso. E io poi, beh, ci siamo stati subito lì dopo l'arrivo, quindi è stato un segno anche di riconoscenza. Ti ha ringraziato? Siamo ringraziati a vicenda, sì, certo. E quella foto era molto bella, è La uscita. foto era molto bella perché poi è uscito Si vedeva proprio molti che tu giornali, è una foto lo molto aiutavi. particolare che è rimasta impressa, diciamo, a molte persone. E Certo. fa molto piacere. E anche per un giovane che aiuta una persona più grande è una bella cosa, no? Certo, Perché c'è sì, questa... vabbè, come dire, lui è stato un grande titano, no? Ha vinto 7 tour, quindi anche tipo, diciamo, un passaggio di consegna, anche se io veramente, realmente ancora, diciamo, non ho ancora fatto quelle grandi cose che possono proiettarmi in un ciclismo migliore. Ma la squadra è una squadra che tu ti deve sostenere pure, non è che puoi correre Ma la squadra fino ad ora mi ha sostenuto abbastanza bene, mi ha tenuto sempre molto, diciamo, tranquillo, mi ha fatto crescere con grande serenità e ora in questi anni, come questo qui, anche nei prossimi, comincerà a strutturarsi una squadra, diciamo, anche per i prossimi tempi, come per i grandi giri, Tour, Giro d'Italia, quindi qui c'è la foto di Pellizotti. Sicuramente è una squadra molto forte, siamo tante punte, dobbiamo dividerci un po' i nostri compiti e cercare di andare con grande armonia. Questo è molto difficile, però si può fare. E l'anno prossimo chi sarà il numero uno della squadra? Mi fai una domanda a cui non ti posso rispondere. Siamo delle grandi punte, abbiamo Basso, abbiamo Kreuziger, Pellizotti, io, Bennati, tutti dei grandi corridori che hanno fatto vedere grandi cose e che possiamo lavorare anche in modo armonioso tra di noi. E per i mondiali? Come andrà a finire questi mondiali? Il mondiale di quest'anno purtroppo per me è saltato, quindi non c'è niente da fare, però l'Italia può dire una sua grande, diciamo, parola. Si è visto già un Cunego molto brillante alla Vuelta, anche un Basso che sta andando veramente forte, potrebbe essere di grande appoggio per la nazionale. E poi ci sarà sicuramente Ballan che cercherà il riscatto. Come ti trovi qua in Sicilia? Quando rientri qua in Sicilia come ti trovi? L'ambiente come ti sembra? Ma l'ambiente è sempre molto accogliente, molte persone. Qua il negozio non ci sto quasi mai perché è sempre, diciamo, un luogo di lavoro e per me è un po' di... Qui c'è la mamma. È un momento di relax e quindi sono sempre in giro. Va bene, grazie, il grande Enzo, ciao, Okay. ciao. Ciao, ciao.